La manovra economica del governo, le ripercussioni in Veneto, ne hanno parlato i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL, presentando la manifestazione nazionale sindacale unitaria che si terrà a Roma il prossimo 9 febbraio. Saranno in migliaia a partecipare dal Veneto. Curzio Pettenò e Marco Madini. L'hashtag è futuro al lavoro. I segretari regionali di CGIL, CISL e UIL hanno illustrato temi e modalità della manifestazione nazionale sindacale che si terrà a Roma il 9 febbraio. Dal Veneto raggiungeranno la capitale, è stato detto, almeno 10.000 lavoratori. Sollecitano un confronto con il governo CGIL, CISL e UIL, criticando aspetti della manovra economica. Il reddito di cittadinanza vuol dire risollevare una parte di cittadini italiani dalla povertà, ma non si crea occupazione. L'occupazione si crea con gli investimenti e in questa manovra del governo non c'è nessuna traccia di investimenti per il nostro Paese. I provvedimenti di taglio delle perequazioni delle pensioni causeranno 300 milioni di euro di minori entrate per i veneti. Il blocco delle infrastrutture penalizza l'economia veneta, gli interventi fiscali non favoriscono il Veneto. Il Veneto non è esente dal rischio recessione, è calata la produzione industriale, sono calati i posti di lavoro, meno 60.000 posti di lavoro in Veneto nell'ultimo trimestre del 2018, è calato il PIL e c'è un'esplosione di precarietà. Andiamo in piazza innanzitutto per rivendicare la leva vera che serve, che è il rilancio di una politica di investimenti.